qui con mister Angelo Bognan, allenatore della Super Giovane Castelbuono. Mister, quanto ci hai creduto in questa finale di Coppa? Chi ha lavorato con noi sa i sacrifici che abbiamo fatto dal 31 luglio. Dal 31 luglio che lavoro con questo splendido gruppo di ragazzi, con questa società unita. Molti addetti ai lavori ci dicevano che noi nel girone di andata già saremmo retrocessi, saremmo stati tra l'ultimo e il penultimo posto della classifica. Abbiamo una buona classifica, stiamo levando delle belle soddisfazioni, però non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo pensare subito alla partita, o almeno io e il mio staff stiamo già pensando alla partita del 7 gennaio contro il Fulgatore. Per quanto riguarda la Coppa, molti dicevano che saremmo usciti al primo turno o al massimo al secondo turno. Abbiamo invece una finale da dare a giocare, abbiamo questo sogno che stiamo portando avanti. Sappiamo che giocheremo contro il Paternò, che è una grandissima squadra, una delle favoritissime, con un budget enorme per vincere il suo girone. Però noi, come facciamo di solito, con umiltà, con voglia, con determinazione, ci andiamo a giocare questo sogno, perché è tutto un sogno per il mio gruppo dei ragazzi, per questa società. In tutte le edizioni, nei 32-33 anni di edizioni, solo una squadra palermitana è andata in finale, 2 volte l'ha vinta il Bagheria, poi nessun'altra palermitana ha mai fatto la finale di Coppa Italia d'eccellenza. Noi siamo lì, ce la andiamo a giocare, il merito, lo ripeto, è tutto dei miei giocatori che ci hanno creduto fin dall'inizio, il merito è anche della società che in 5 mesi, che abbiamo lavorato, ci siamo allenati 5 mesi a finale, e abbiamo giocato per 5 mesi a Geraci, ha fatto molti sacrifici ogni giorno e questo è un giusto premio ai loro sacrifici. Adesso arriva il Paternò. Prima di Paternò però ci saranno altre 2 grandi partite contro Fulgatore e Folgore Castelvetrano. Ma se si continua con questo spirito, con questa abnegazione, la Super Giovane Castelbuono può arrivare alla gara contro il Paternò e dire la sua. Noi dico sempre ai ragazzi che dobbiamo pensare a partita dopo partita, dobbiamo pensare ad avere fame, umiltà, determinazione. Ripeto, abbiamo una buona classifica, però non conta niente, quello che conta è la classifica finale. Dobbiamo pensare di fare bene col Fulgatore, dobbiamo pensare di fare bene poi con la Folgore a Castelvetrano e poi ci prepariamo per la partita del 20 gennaio. E i ragazzi devono stare ora tranquilli, sereni questi giorni di vacanza, poi riprendiamo e subito pensiamo a queste 2 bellissime partite di campionato, importanti, perché non abbiamo fatto ancora nulla e ci dobbiamo salvare, e poi poi ci mettiamo subito con il pensiero fisso per la partita di Coppa, che ripeto, per noi è un sogno, visto i presupposti dell'inizio, visto gli obiettivi che aveva questa squadra, che voglio ricordare è una neopromossa. Per noi è una bellissima cosa di andarci a giocare. Poi giustamente il Paternò è la squadra nettamente favorita dai pronostici, però in una partita secca e visto la fame, la grinta e la cattiveria che hanno i miei giocatori, ce la andiamo a giocare. Li rispettiamo perché sulla carta sono forti, però noi ci faremo la nostra partita e ce la andiamo a giocare. Grazie mister Bognanni e buon Natale. Grazie a tutti voi, un saluto a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono e auguri di buon Natale. Sono qui con Mario Mammano, secondo portiere della Super Giovane Castelbuono. Mario, sei entrato nella storia perché sei il primo portiere a parare una gara ufficiale della Super Giovane Castelbuono nel nuovo Manto Erbosa. Sì, sì, siamo qua, ora parliamo di cose serie, perché giustamente a Castelbuono possiamo dire che si può giocare a calcio. Io fin da bambino ho giocato col campo che era in terra e quindi giocare con questo campo in cui la palla scorre, non ci sono zolle, è molto emozionante. Ho visto anche il pubblico oggi che c'era molto numeroso e questo fa capire che tiene alla squadra e tiene anche al calcio di Castelbuono. Mario, allora, quante volte hai sognato questo manto erboso che per il momento è in fase di assestamento, però nelle prossime giornate sicuramente migliorerà? Sì, con i miei compagni e con i ragazzi sognavamo questo campo fin dall'inizio della preparazione, perché spostarci ogni giorno è pesante sia per noi ma anche per la società a livello economico. Però ce l'abbiamo fatta, il campo è qui e i risultati ci sono e sono all'occhio di tutti.